Abbiamo detto percorso duro, percorso impegnativo, percorso con molta salita. D'altra parte quella di oggi è la finale provinciale di corsa in montagna e quindi la salita ci vuole tutta. Partita intanto gli allievi, eccoli qui al primo passaggio per la... Arrivano via. Dai, facile, lasciati andare facile, bene facile in discesa. Vai bene alle curve. Dai Fabi, dai. Dai, brava. Dai che te la ciampi, dai Fabiana. Dai Giorgia, dai, forza. Puntate. Dai, brava. Ed eccola qui, l'arrivo, l'applauso, Atletica Brescia 1950, la sua società, Chiara Gazzoli. Grande dimostrazione di forza anche per... è l'atleta di casa, l'atleta che corre con i colori dell'Unione Sportiva Spera. Lei è Fabiana Ropedato. Altra medaglia dei secondi posti per l'Unione Sportiva Spera in casa, non è cosa da poco, ve l'assicuro, in un campionato provinciale che poi tra l'altro è anche la campionessa provinciale Fabiana Ropedato. E in terza posizione arriva Margherita Pisoni. Dunque alla prima classificata della provincia di Trento, ovvero l'atleta di casa Fabiana Ropedato. Ancora arrivi numero 172 Giorgia Fronza, 5 stelle. L'arrivo di Basma Moklis, Val di Cembra. Ora andremo a seguire le posizioni di rincalzo a partire dall'altra atleta di casa con numero 41 all'arrivo Alice Pasquazzo, US Spera. E ancora arriva Martina Clementi, Val di Cembra. Arrivo per la 525 Iris Gazzini, atleta team Loppio. E subito dietro a lei arriva anche con il numero 401 Viviana Sartori della Polisportiva Oltre Fersina. Per arrivi il numero 374 Federica Caden e il numero 65 Alessia Sandri. Con il numero ora 597 Valentina Trentino West Vidaiedo. L'arrivo ora della numero 173 Anna Valduga, 5 di Serignano. E si va a chiudere la gara riservata